Buongiorno a tutti, anche a chi eventualmente ci ascolta da Facebook. Vorrei solo un attimo condividere con le persone qui presenti in videoconferenza la pagina Facebook in modo da mostrare cosa viene visto dalle persone che eventualmente sono presenti in Facebook. Ecco, come vedete, la nostra conferenza è già presente e attiva in Facebook. Siamo quindi presenti tutti quanti. Lascerei adesso, chiuderei questa condivisione e lascerei la parola fra poco a Thierry Snyder. Voglio solo dire che questa videoconferenza è stata organizzata dal Circolo La Tribuna, di cui Presidente darò la parola fra poco. Io lavoro, sono Furio Petrossi, lavoro sulle note tecniche, lavoro sulle videoconferenze da almeno 20 anni e so che dei problemi tecnici possono sempre capitare, qualsiasi cosa ci sia, potete comunicare con me anche nella chat di Facebook nel caso ci siano problemi di connessione. So che in questo periodo noi viviamo le videoconferenze come un surrogato della presenza, ma non è così, è un accompagnamento della presenza. Abbiamo delle abilità comunicative, anche la videoconferenza è uno strumento di comunicazione come altri. Pensate che ad esempio qui alcune persone che possono essere magari chiuse a casa perché hanno dei problemi dal punto di vista delle malattie, possono usufruire della videoconferenza, quindi questa è una cosa veramente ottima. Oltre a questo, ad esempio, possono seguirci persone lontane. In generale, con la videoconferenza poi si arriva anche a ottenere una registrazione e quindi possiamo permettere a persone che non sono presenti in questo momento a vedere in seguito la videoconferenza. Quindi non preoccupiamoci e non vediamo la videoconferenza solo come un momento di surrogato alla presenza in diretta, ci accompagna e sarebbe opportuno che anche nel nostro territorio si sviluppassero delle competenze a questo riguardo. Non voglio però farla alla lunga, quindi lascerei la parola e chiederò a Teresa Snyder, che vedo che ha già attivo l'audio, chiederei a Teresa Snyder di introdurre questo incontro. Sì, mi sentite perfettamente? Sente bene. No, intanto volevo ringraziare per questo nuovo appuntamento organizzato dal Circolo Culturale della Tribuna di Codroico, che assieme a Rilancia Friuli ha voluto così offrire questa- questo nuovo incontro dopo quello che neanche un mese fa abbiamo effettuato nella piazza antistante del Comune di Codroico sul referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari. E il circolo negli anni ha organizzato diversi convegni sulla legittima difesa, sulla sanità regionale, momenti culturali quali mostre d'arte. I soci, nell'ultimo direttivo, hanno particolarmente a cuore seguire l'approfondimento politico su temi di interesse generale e di stretta attualità. Pertanto abbiamo deciso di seguire e occuparci del Recovery Fund, ovvero il fondo per la ripresa di titoli comuni europei per finanziare la ripresa di tutti i paesi in difficoltà a causa della pandemia da coronavirus che ha messo a dura prova le nostre economie, in particolar modo la nostra. Il tutto nasce dall'esigenza di organizzarsi al meglio come sistema paese per poter attingere a questi fondi che a ben vedere sono un'opportunità di sviluppo irripetibile. È prevista nella nostra idea, adesso dopo questo nuovo PCM che ha un po' bloccato tutte queste aspettative, è prevista una serie di incontri che coinvolgono le varie realtà della nostra società. Inizieremo oggi dalle esigenze degli enti locali, per poi passare dopo a un altro incontro a quello del mondo produttivo e della sanità. Fatta questa breve premessa, non volendo entrare troppo nel dettaglio, perché lo faranno di sicuro i nostri illustri ospiti, dall'alto dei loro ruoli istituzionali e non, saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito Barbara Zilli, assessore regionale Friuli Venezia Giulia con delega alle finanze. Buongiorno, assessore. Dorino Favot, presidente ANCI Friuli Venezia Giulia.
l'associazione che raggruppa gli enti locali, nonché sindaco di Prato di Pordenone. Fulvio Mattioni, economista, ricercatore economico e autore di varie pubblicazioni, tra cui vi segnalo Rilancia Friuli oltre la decrescita infelice. Io mi permetto di mostrarvi questo interessante elaborato del professor Mattioni, che ho trovato molto interessante, una bella fotografia sullo stato dell'economia della nostra regione, edito dall'Orto della Cultura. Saluto e ringrazio la moderatrice del Messaggero Veneto, Elena Del Giudice, e per l'assistenza tecnica, già in anticipo, saluto il dottor Fulvio Pretossi, che ci sta gestendo in remoto per questo appuntamento. Direi che possiamo iniziare, dalla relazione del dottor Mattioni sullo stato economico della nostra regione, a cui ne discende, a mio avviso, l'urgenza di fare qualcosa di strutturale che dia garanzie future a questa bella regione. Permettetemi solo un momento. Sì, vorrei, siccome diamo luogo alla moderazione, scusi un attimo, siccome vedo che Fulvio Mattione ha avuto ancora una sconnessione, succede qualche volta dal punto di vista tecnico. Vorrei un attimo che la nostra cortese giornalista, so che anche lei dovrà in qualche modo svolgere la funzione di moderatore, quindi lascerei un momento solo la parola a lei in modo che possa poi gestire la moderazione Fulvio, sì. ti chiede di entrare, Fulvio. L'ho già fatto, sì, l'ho già fatto, sì. Seguo, seguo la regia in maniera molto precisa. Casomai, eventualmente, se per caso Mattione avrà dei problemi, potremo risolvere con qualche altro computer. Però un attimo chiederei scusi un attimo, ecco, a Elena Del Giudice, se mi pare che ha l'audio attivo, di introdurre solo due parole, come intende anche un po' moderare l'intervento e qual è il ruolo della stampa. La ringrazio. Do la parola a Elena Del Giudice. Grazie, non so se mi sentite. Tutto a posto con l'audio? Sì, molto bene. Bene. E, sono particolarmente, diciamo così, curiosa di vedere che cosa uscirà da questo dibattito, perché le sfide che attendono la nostra regione come il paese dopo la pandemia credo siano davvero sotto gli occhi di tutti e quindi credo sarà interessante anche sentire dall'assessore Zilli che cosa la regione potrà mettere in campo, ma anche che cosa i comuni potranno fare per contribuire non tanto alla gestione della pandemia in questa fase, quanto effettivamente alla ripartenza. Sul quadro della situazione credo che nessuno come Fulvio Mattioni sia in grado di dirci quale sia esattamente la situazione della regione. Bene, per quanto riguarda Fulvio Mattioni, c'era stato qualche piccolo problema tecnico, spero che si stia risolvendo in questo momento. Appena riusciamo a rivederlo in audio, ricordiamo che qui siamo in una situazione che un po' alcune persone sono raggruppate in un ambiente, altre invece sono ciascuna nel suo ambiente di lavoro. Se mi permette solo un momento, do un'occhiata alla situazione per quanto riguarda la presenza di Fulvio Mattioni. Eccolo, adesso è presente però hanno scambiato i computer Thierry Snydero e Fulvio Mattioni, ma comunque adesso chiederò a Fulvio Mattioni nella postazione di Thierry Snydero, sì, ha già riattivato l'audio e quindi possiamo tranquillamente dare la parola a lui. Mi sentite? Bene, il titolo della mia relazione, Fulvio, se vuoi puoi mandare le slide, che mi sembra una cosa che ci fa risparmiare un po' di tempo. Ci sei? Fulvio? Cioè, lui è bravo come regista, l'unica cosa che gli manca in realtà è il trucco, come vedete dalla mia espressione.
Però in questo momento mancano le slide. E un attimo solo, sai, Sì. tra un attimo sono... Qui delle persone che mi passano vicino, ma insomma così No, velocizziamo. non ci sono problemi, abbiamo solo un attimo, le slide originariamente erano presenti nel tuo computer, avendo tu cambiato computer chiaramente dobbiamo lavorare in maniera leggermente diversa, ma Come solo, siamo messi, Furio? solo un attimo e le slide saranno pronte perfettamente. Le slide qui sono partite e fra poco condivido lo schermo. Un attimo solo che disattivo il mio... Bene, ci siamo, mi pare di capire. Allora, il titolo della mia introduzione è una strategia di medio periodo per rilanciare una specialità agonica. Diciamo il titolo già dice quale sarà la filosofia della relazione. Ci vuole una strategia per il Friuli Venezia Giulia, anche per l'Italia, a dir la verità, che non mi pare ancora messa a punto, per rilanciare una specialità agonica. Agonica in questo caso vuol dire in agonia, non vuol dire agonistica, perché se fosse agonistica sarebbe battagliera. E se fosse battagliera sicuramente saremmo messi molto meglio, ma siccome noi siamo ottimisti, positivi, non per niente ci chiamiamo Rilancia Friuli, credo che il titolo Rilancia Friuli non lasci adito a nessuna altra considerazione se non quella della necessità di darci da fare. Io avrei diviso la mia relazione, che è brevissima, in due parti in sostanza. Uno dice qual è l'eredità agonica, quindi questa perché siamo in agonia. E in questo abbiamo 3 slide che fanno riferimento al reddito, alla capacità di produrre reddito della nostra economia, al confronto con gli altri, perché non basta guardarsi allo specchio, è necessario sempre confrontarsi con gli altri, e la terza slide di questa prima parte fa riferimento al mercato del lavoro e al welfare, perché il reddito non sono soltanto dei numeri, ma ovviamente producono un impatto su tutta la società. Quindi passerei alla slide successiva, alla prima anzi, in cui vedete che ci sono tuoni, fulmini, lampi, ma anche un po' di sole. Si presenta l'eredità accumulata nel periodo 2008-2019, quindi 12 anni, non è poco, con riferimento alla capacità di produrre reddito delle economie che lì vedete denominate. È a valori costanti. E come si legge? Si legge in questo senso. Vedete nella prima colonna la ex provincia di Udine, stiamo parlando dell'economia della ex provincia di Udine, nel periodo 2008-2019 è diminuita del 15,3%. Come si ottiene questa cifra? Non si fa la differenza tra il 2019 e il 2008, ma si va a vedere che cosa siamo stati capaci di fare anno per anno, quindi cosa abbiamo prodotto tra il 2008 e il 2009, tra il 2009 e il 2010, 2010 e il 2011 e così via. Si fa la somma e si ottiene questo risultato. Quindi un risultato fortemente negativo, soprattutto se pensate anche che nel frattempo noi come popolazione siamo cresciuti. Quindi è una torta del reddito che si è rimpicciolita, ma come dire, le bocche sono aumentate. È stato fatto un confronto, perché dicevo prima, bisogna sempre confrontarsi anche rispetto agli altri, e ai due estremi della tabella proposta vedete la ex provincia di Udine e la ex provincia di Trieste, dove Udine fa quel risultato che abbiamo appena detto, Trieste cresce del 5,2%. In mezzo l'Italia con un meno 4,7%, ma diciamo se rapportiamo alla provincia di Udine possiamo dire che è diminuita, torna alla precedente, è diminuita molto di più della media del Friuli Venezia Giulia, ma purtroppo anche di tutto il nord-ovest e nord-est. Alla fin fine, diciamo, il nord-est, tanto per capirci, che è la ripartizione in cui ci siamo noi, sostanzialmente è stabile, meno 0,3%.
L'altro confronto che so che fa un po' arrabbiare, ma tutto sommato lo prenderei come stimolo, è che il Friuli, inteso come somma delle 3 province di Gorizia, Pordenone e Udine, fa un risultato nel periodo 2008-2019 analogo a quello del Mezzogiorno d'Italia. Dicevo prima che non è quello che fa riferimento al reddito, alla capacità di produrre reddito, non è soltanto un numero statistico, magari fosse così. Le conseguenze, e qui mi limito a quelle più importanti, per il Friuli Venezia Giulia sono oltre 65.000 lavoratori inutilizzati nel 2019, erano di più a dire il vero qualche anno fa, ma è un numero consistente, inutilizzati, che vuol dire che abbiamo fatto la somma dei disoccupati, degli scoraggiati, cioè non quelli che hanno perso un lavoro e pensano di non poterlo trovare, per cui addirittura non si affacciano sul mercato del lavoro, e dei cassaintegrati. Abbiamo perso 5.682 imprese, sempre nel periodo considerato, quindi il 15,4% di tutte le imprese manifatturiere sono state perse, cioè circa 1.700, quindi come vedete il salasso è sì economico, ma poi diventa anche mercato lavoristico e anche sociale. Bene, se passiamo alla slide successiva, qui che cosa andiamo a vedere? Furio, passa alla slide successiva. Possiamo vedere che in un'ipotetica classifica nazionale fatta su 107 province italiane, Trieste si piazzerebbe al 4º posto, facendo che cosa? Facendo la somma dei saldi che abbiamo visto in precedenza nel periodo 2008-2009. Trieste in sostanza è stata la 4ª più brava su 107 e tra l'altro, come abbiamo visto, ha ottenuto un risultato positivo. Gorizia, Pordenone e Udine come dire, seguono molto distanziate, in particolare la provincia di Udine che è 85esima. La regione Friuli Venezia Giulia nella classifica tra le 20 regioni si piazzerebbe al 12° posto e al penultimo tra le 5 speciali, siamo davanti soltanto alla Sicilia. E uno si chiede se la prestazione della provincia di Udine e di quella Trieste è rispettivamente dovuta soltanto a sfortuna nel caso di Udine e a fortuna nel caso di Trieste. Io credo proprio di no, diciamo che c'è una consapevolezza e uno sforzo per trovare una propria missione produttiva, ma anche di immagine, di collocazione internazionale, che a Trieste sicuramente è stato fatto con successo, mentre in provincia di Udine e nel Friuli in generale credo proprio di no. Passiamo adesso velocemente alla slide successiva ancora, che è una slide di questo tipo. Qual è l'impatto demografico, mercato lavoristico e sociale che questa crisi forte, dopo lo definiremo un terremoto, insomma, economico, ha prodotto sul Friuli Venezia Giulia? Questa cosa siamo andati a vedere? Siamo andati a vedere quant'era la popolazione nel 2002 e quant'era nel 2010, quanto è stata nel 2019 e come sarà, è una stima, ma diciamo una stima fatta dall'Istat, che è un ottimo istituto, credo il migliore a livello dell'Unione Europea, anzi ne sono sicuro, come sarà la popolazione nel 2029, nel 2034 e nel 2039. Per me come dire, il profilo è sicuramente un po' distante, ma se penso ai nostri figli e ai nostri nipoti, credo che per loro sia una... come dire, non la vedano così distante nel tempo come può apparire a un signore di ultra 60 anni come me. Ho diviso la popolazione, cioè il totale della popolazione, e ho preso soltanto, quindi popolazione complessiva del Friuli Venezia Giulia, e ho preso le 2 classi che mi interessano di più in questo momento, cioè quella in età lavorativa e quella degli anziani. Quella in età lavorativa è quella dai 15 ai 64 anni. Diciamo perché è interessante? Perché da questa si estrae il mercato del lavoro, pesca gli occupati e quindi, come dirò dopo, gli occupati danno una dimensione di quanto è grande un'economia, perché un occupato produce reddito. I 65 anni e più degli anziani danno più un'idea di
fabbisogni di welfare. Bene, allora quello che vedete nella prima colonna, quella che fa riferimento al 2019, è che tra il 2002, anno di riferimento per tutte queste, sia per il 2019, 2029, 2034, 2039, abbiamo già perso circa 47.000 persone in età lavorativa, un po' meno del 6% di tutte quelle che erano in età lavorativa nel 2002. E quello che vedete invece è che abbiamo aumentato di oltre il 27% il numero degli anziani, che in valore assoluto sarebbero poco inferiori a 69.000, e la popolazione complessiva invece è aumentata del 32%. Scusate, è aumentata del 2,7%, cioè 32.000 residenti. Se proviamo soltanto a fare una proiezione al 2029, insomma tutto sommato è vicino, no? Mancano 9 anni, quello che vediamo è che la popolazione in età lavorativa cala del 10% sempre rispetto al 2002, perché nel passaggio dal 2019 al 2029 sono state perse altre 43.000 persone che si sono aggiunte alle 46.000 precedenti e quindi fanno 79.000. Si legge così questa tabella. Nello stesso periodo, 2029, gli anziani aumenteranno di oltre 100.000 persone in valori assoluti e del 40% in valori percentuali. Quindi diciamo i due temi quali sono? In età lavorativa nel 2029 avremo un calo del 10% delle persone, tra gli anziani avremo un aumento del 41%, e questo come dire, non è che ha un effetto esplosivo sulla quantità complessiva della popolazione, perché vedete che aumenterà dell'1,7%, ma c'è un effetto di ricomposizione notevole. Se poi noi andassimo a vedere come si evolveranno le cose fra 15 e tra 20 anni, quindi nel 2034 e nel 2039, beh, insomma, i numeri li vedete pure voi, e diciamo che se la proiezione è a 20 anni, la stima è a 20 anni, la popolazione in età lavorativa diminuirà del 20%, mentre gli anziani saranno aumentati del 62%. In parole povere, la popolazione in età lavorativa diminuisce di 160.000 unità, e di una cifra praticamente analoga aumenta quella degli anziani. Complessivamente la popolazione del 2039 sarà uguale a quella del 2002, infatti come vedete la diminuzione è minima. Passando alla slide successiva, che in realtà dipende abbastanza da quello che abbiamo visto adesso, le considerazioni che possiamo trarre sono che la popolazione, quella successiva, ancora una, così andiamo al passo con i nostri amici, e qui il nostro regista è andato un po' in palla. Quella dopo, ancora una. No, deve essere scomparsa nel corso del... Aumentare le prossime. Sì. Non c'è la diapositiva successiva. Vabbè, Non ha... eccolo qua il commento, Sì, è quello giusto. Siccome abbiamo detto prima che le persone in età lavorativa determinano la dimensione dell'economia, perché come dire, diventano occupati e gli occupati producono reddito, e il reddito, quello che conta è quello da lavoro. Il reddito da finanza produce soldi, il reddito da lavoro produce occupazione, produce consumi, produce lavoro, eccetera, eccetera. Dall'altra parte abbiamo visto che la popolazione anziana determina il fabbisogno di welfare, significa che avremo più bisogno di sanità ed assistenza, tanto per capirci, cioè più spesa pubblica. Allora la conclusione di questa prima tornata è: economia nana, avete visto che ho scritto nana in piccolo, proprio perché è nana nana, e welfare gigante, e risulta una bilancia assolutamente sbilanciata. Diciamo, l'economia non può funzionare in questo modo. E questa, diciamo, è la prima parte della relazione. La seconda parte, Furio seguimi, anzi precedimi, la seconda parte della relazione fa riferimento alla strategia che dovremmo porre in essere per fronteggiare questa situazione squilibrata. Io prima non l'ho detto, ma diciamo che nella parte demografica a mitigare prestazioni ancora peggiori dal punto di vista della qualità della popolazione, o meglio del rapporto economia-welfare,
finora ci hanno dato una mano forte gli immigrati, la componente immigrata, perché sono tutti giovani, no? E quindi stavano tutti in quella parte della popolazione in età lavorativa che poi andava sul mercato del lavoro. Questa crisi economica ha agito anche sulla componente migratoria e sostanzialmente si è fermata, mentre il nostro saldo naturale continua ad essere molto negativo. Cioè facciamo meno figli di quante persone muoiono sostanzialmente. Questo è un primo aspetto da tenere presente. Il secondo aspetto, altrettanto rilevante dell'ultimo quinquennio, è che i nostri figli se ne vanno, in particolare quelli che hanno titoli di studio maggiormente spendibili. Io dico che se ne vanno perché non sono bamboccioni, non tutti diciamo, i giovani sono bamboccioni, anzi, e devo dire anche che sono molto apprezzati all'estero perché non ne vedo ritornare. E quindi vuol dire che anche il nostro sistema scolastico regge e che alcune critiche che vengono dal mondo produttivo rispetto alla formazione curricolare io credo che siano un po' gratuite. Furio, vedo che è saltato il... quindi diciamo bisogna fronteggiare questo terremoto economico che c'è stato, ma anche questo profondo terremoto nella composizione demografica e sociale. Secondo parte della relazione, ci vuole una strategia per il rilancio e la resilienza. E qui ci dà una mano forte l'Unione Europea, perché al di là di come viene presentata dai mass media, dove contano diciamo, quello che si è detto il giorno prima, l'ora prima, il giorno dopo, diciamo che la strategia che è stata messa in campo dall'Unione Europea, appunto la strategia per il rilancio e la resilienza 2021-23 è importante. La vedremo tra poco e quindi vedremo la parte forte della strategia è questa generazione più vicina, Next Generation UE. Vedremo le caratteristiche per accedere a questa strategia e vedremo come il Friuli Venezia Giulia dovrebbe integrarsi in questa strategia. Quindi possiamo passare alla prima delle altre tre slide. Nella prima delle altre tre slide si parte dal fatto che in pochi mesi, tutto sommato, 4-5, il Consiglio europeo del 21 luglio del 2020 ha lanciato definitivamente questa strategia denominata Next Generation EU, che in realtà noi chiamiamo Recovery Fund, perché insomma ci piace chiamarlo così, ma in realtà è più ampia. Questa strategia europea è finalizzata a due cose: a superare la crisi economica, occupazionale e sanitaria determinata dal Covid-19 e anche a essere solidali con i paesi che più hanno sofferto la grande crisi e perso la fase della ripresa. E qui, insomma, questi paesi che hanno più sofferto sono evidenti, sono la Grecia, ma dei grandi paesi sicuramente l'Italia e poi la Spagna, che vedremo saranno anche i beneficiari maggiori della strategia europea. Non solo è stato predisposto questo Next Generation EU, ma anche il MES sanitario e il programma SURE, che fa da supporto ai rischi della disoccupazione. Questo è l'acronimo inglese. Se andiamo a vedere quanto pesa questo pacchetto di tre interventi, beh, insomma, sono 1.250 miliardi, di cui l'Italia ha a disposizione 265,6 miliardi. Del Recovery Fund sappiamo tutti che sono 208,6 milioni, ci sarebbero anche i 37 miliardi del MES sanitario, magari dopo diciamo due cose su questa cosa qui perché è scottante questo MES sanitario, e 20 miliardi per il programma SURE, sostanzialmente dedicato alla cassa integrazione e agli ammortizzatori sociali, ma può essere usata anche abbastanza per la formazione. La strategia europea si finanzia emettendo obbligazioni da parte della UE sul bilancio 2021-2027.
alla quale l'Italia contribuisce col 12,7% del suo reddito nazionale. Come sapete, il bilancio pluriennale 2021-2027 non è stato ancora approvato, dovrà esserlo entro dicembre 2020. Io francamente penso che se ci fosse uno slittamento ci permetterebbe forse di essere più pronti e più efficaci nel predisporre il piano italiano, in particolare con riferimento ai contenuti che deve contenere e che vedremo dopo. La domanda che ci facciamo è come approfittare dell'opportunità della strategia europea. E quindi passiamo alla slide successiva. Quello che sappiamo è che per avere accesso alle risorse dell'Unione Europea dobbiamo, come Italia, elaborare un piano nazionale per la ripresa e la resilienza, che dovrà essere presentato entro aprile alla Commissione Europea. Il 70% degli aiuti sarà impegnato nel 2021-22 e il restante 30% nel 2023. Il prefinanziamento previsto è del 10%, cioè in sostanza la strategia è una strategia pesante, i quattrini arriveranno abbastanza in ritardo e quindi ci sarà la necessità di far debito. Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza che viene chiesto a tutti i paesi che vogliono accedere a quello che noi chiamiamo Recovery Fund deve contenere molto ben precisati obiettivi, progetti, tempi, perché i quattrini seguiranno i tempi di realizzazione delle riforme e degli investimenti. Riforme e investimenti, si è detto, perché il primo aspetto è che questo piano nazionale per la ripresa e la resilienza non può essere una lista della spesa, tanto per capirci, o tagli di imposte. Non dobbiamo dimenticare che noi vogliamo un piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire la ripresa è per dare una botta all'economia che si è incagliata, in particolare quella italiana, ma anche per la resilienza. La resilienza è un concetto tale per cui noi non è che possiamo pensare di fare una grande abbuffata in questi 3 anni e dopo ci siamo mangiato tutto e ci rimane tra l'altro un mucchio di debito e non abbiamo una prospettiva per gli anni successivi. La resilienza è la capacità di creare una ripartenza che però dura anche nel medio e lungo periodo. Slide successiva, ancora. La slide successiva dice che un investimento, insomma, no scusa, quella prima pure, ho sbagliato io. Ogni tanto sbaglio anch'io, non solo tu. La slide successiva, la slide Sono molto contento di questo riconoscimento un investimento, quindi, e delle riforme che noi facciamo, le facciamo per la generazione a noi vicina, cioè per i nostri figli in sostanza, ma non quelli piccoli, quelli che adesso cominciano a lavorare, quelli piccoli vengono dopo. E quindi un investimento per la generazione a noi più prossima, next, vi ricordate, di europei, di italiani e di corregionali. Se non è questo, se è soltanto una lista della spesa o tagli d'imposta o ristori eccessivi che, come dire, durano il tempo in cui ci si ristora e basta, e beh, io credo che verrà bocciato questo piano, o addirittura potrebbe essere un'ipotesi ancora peggiore, che peggiora le prospettive. Perché? Perché magari politicamente viene accettato, ma poi non producendo effetti benefici nel medio e lungo periodo, ci rimane soltanto la grande quantità di debito pubblico a cui, diciamo, questo insieme di interventi darà adito, perché io non mi sono soffermato, ma insomma il Recovery Fund, come è nota a tutti, c'è una parte di prestiti che tu devi rimborsare della parte prevalente, una parte di aiuti. Gli aiuti sono dei regali, quelli non dobbiamo tornarli, ma insomma stiamo parlando di 200 miliardi di debito che poi in qualche modo dobbiamo restituire, anche se in un futuro abbastanza lontano e senza sostanzialmente pagamento di interesse.
Quale strategia si è data per i prossimi cruciali 7 mesi la Regione Friuli Venezia Giulia? Leggo. Non risulta attualmente possibile effettuare una puntuale previsione finanziaria e di conseguenza non si rilevano margini per operare scelte strategiche né per la seconda parte del 2020 né per l'inizio dell'anno 2021. Questo è il DEF che è stato approvato a giugno 2020. Beh, insomma, sembra quasi una vita fa. Siccome noi dovremo partorire a breve una nota di aggiornamento di questo DEF che recitava così, io dico, beh, non sono d'accordo nel dire che non si possono, non si debbano fare delle scelte strategiche, anzi, che debbano essere fatte. Quindi non sono d'accordo con questa opinione e propongo una agenda di cose da fare, ultima slide, per il Friuli Venezia Giulia. E dico, perché non sono d'accordo sul fatto che per un anno si stia a guardare? Perché se avessimo fatto così, per esempio, la ricostruzione di Friuli terremotato e Trieste città della scienza, beh, non ci sarebbero state se avessimo aspettato solo l'intervento dello Stato. Un territorio conosce meglio i suoi bisogni, le sue potenzialità e se si dà da fare ottiene dei risultati. In quel caso uno dei risultati è non soltanto la ricostruzione, ma il fatto che lo Stato comunque ci è venuto dietro, poi ci ha dato i quattrini. La situazione attuale, per quello io l'ho definita agonica, è che in realtà si combinano 2 terremoti in 12 anni. Quello è la grande crisi che abbiamo visto prima e quella del Covid. È inutile stare a dilungarsi, quella l'abbiamo, come dire, ben presente e quindi serve una strategia che affronta tutti e 2 questi terremoti. Qui c'è un'agenda che Furio ha scritto, e non capisco cosa vuol dire, che però dice dovremmo fare un piano per la ripartenza e resilienza regionale del Friuli Venezia Giulia, un MES sanitario ed altre cose. Vediamola messa meglio. Allora, l'agenda strategica della Regione Friuli Venezia Giulia che io mi sentirei di suggerire è questa. 1. Presentare al governo un piano per la ripartenza e la resilienza regionale del Friuli Venezia Giulia del valore di 4,2 miliardi di euro. Sappiamo che abbiamo problemi di bilancio, ci mancano 700 milioni, questo almeno quello che si legge sui giornali e che dice la nostra politica. L'obiettivo di questo piano è di ottenere 4,2 miliardi. Voi dite tirati fuori come? Bah, insomma, diciamo che il Friuli Venezia Giulia è il 2,07% della popolazione italiana. Sarebbe la quota di nostra competenza su quei famosi 208,6 miliardi che abbiamo visto prima di quello che noi chiamiamo Recovery Fund. Tenendo presente che cosa? Che non è una mera lista di spese correnti, che non è una lista di opere infrastrutturali fuori scala e fuori tempo. Io ho visto sulla stampa elenchi in cui tiravamo fuori vecchi progetti rimasti nel cassetto, e qui i quattrini vanno spesi in 3 anni. Quindi se cominciamo a pensare di bucare il Carso, cosa che avevamo già rinunciato peraltro una decina d'anni fa, e cose di questo tipo dove ci vogliono più di 3 anni, le opere infrastrutturali durano più 7, 8, 15, 20 anni. Questa cosa qui non ha nessun senso. Non riproporre vecchi progetti rimasti nei cassetti, perché se sono rimasti nei cassetti un motivo c'è, e questo è quando si chiede alla burocrazia di tirar fuori. La burocrazia non ha come compito una visione sul futuro, eventualmente lei ha incamerato, diciamo, i progetti vecchi. Tenendo presente che l'Unione Europea ci dice, ma sto progetto che è vecchio come il cucco, perché lo tiri fuori adesso? Non solo, ci chiede, di ogni progetto che tu presenti devi dirmi perché lo fai, quanto costa e quanta occupazione stabile in più rimane, perché abbiamo detto c'è un concetto di resilienza, no? Non è un concetto di spesa e basta. Per l'80%, 80,7% deve interessare il Friuli Venezia Giulia. Anche qui la quota è quella della popolazione e non solo, perché avete visto che la parte che è rimasta indietro purtroppo, sia dal punto di vista economico ma anche demografico e anche del mercato del lavoro, sono le 3 province friulane e quella di Udine in particolare. Il secondo punto dell'agenda strategica è presentare il MES sanitario.
del Friuli Venezia Giulia del valore di 740 milioni, tirato fuori con lo stesso criterio di prima. Potremmo anche pensare di più perché siamo una popolazione molto senile e quindi alcuni problemi li abbiamo accentuati, ma diciamo questo potrebbe essere un punto di partenza. Io dico che tra l'altro questa cosa qui è una chance che dovremmo proporre con forza perché abbiamo un potere di contrattazione rispetto allo Stato. Qual è questo potere? Dice, beh, se tu non lo vuoi presentare un MES sanitario nazionale oppure non ti va bene quello che ti presento io in spirito di collaborazione, dico riprendi la sanità. E così ci libereremmo di un qualcosa che ormai ci costringe a tirare fuori ogni anno dal bilancio della regione 200-300 milioni in più rispetto a quello che è il costo che noi avevamo ipotizzato quando ci siamo accollati la sanità. So che sul MES ovviamente ci si azzuffa. Il MES sanitario però è regolato diversamente dal MES normale che ha strangolato la Grecia, tanto per essere chiari. Sono due regolamenti diversi. Il secondo, quello del MES sanitario, è del giugno di quest'anno e prevede un'eventuale sorveglianza rafforzata da parte della sola Commissione europea, non dalla Troica, soltanto per le spese che il MES sanitario indica, che quindi riguardano gli investimenti in sanità, siano essi strutture, assunzioni di persone, formazione professionale, eccetera. Il vantaggio del MES sanitario è che, a differenza del Recovery Fund, sarebbe spendibile già tra 4-5 mesi, quindi sarebbe compatibile con i tempi del Covid-19. È inutile che io mi inventi una strategia fra 2 anni, mi serve subito fronteggiare il Covid-19. Costa pressoché niente, lo 0,1% di interessi. Qualcuno dice che insomma, il problema del costo non è vero. Io credo che un tasso di interesse dell'1-2% mi sembra ragionevole. Risparmiare 20 volte tanto lo trovo ancora più interessante. L'ostacolo al suo utilizzo, lo dicevo prima, lo accennavo, ideologico. Però diciamo è da rimuovere perché è un ostacolo severo al fronteggiamento vittorioso del Covid-19, che devo fare subito. Tra l'altro mi pare che la quotidianità dimostri che è sempre più impellente fronteggiarlo velocemente e siamo in crisi con strutture, persone, eccetera. Terzo punto dell'agenda, investire una commissione consiliare, una task force che si dedica alla predisposizione di questi 2 piani. Una conferenza sul piano regionale per la ripartenza e la resilienza e sul MES sanitario da fare subito, entro novembre, e qui dove tutti dicono i fabbisogni tenendo presenti i criteri che accennavo prima, per cui per esempio i comuni potrebbero aver bisogno di, ce lo diranno loro naturalmente quali sono i fabbisogni, ma io penso a opere, in questo caso anche pubbliche di piccole dimensioni, però che farebbero lavorare molto l'economia nostrana. Potrebbero avere bisogni che riguardano l'assistenza, la sanità, le case di riposo, per esempio, che sono, su cui bisognerebbe fare degli investimenti importanti. Potrebbe essere tutta una serie di investimenti che possono essere fatti sulle zone industriali, sui piani di insediamento produttivo. E secondo me la lista è lunga. Ultimo punto, inserire il piano regionale per la resilienza e la ripartenza e il MES sanitario nella nota di aggiornamento del DEF regionale del 2021. Per un motivo molto semplice, perché secondo me questa è la strategia portante che noi abbiamo di fronte da subito fino almeno al 2026. Quindi il suggerimento accorato che rivolgo a tutti è quello di lavorare perché siamo interessati tutti quanti, noi, vecchietti e giovani, penso al MES sanitario del Friuli Venezia Giulia, e dobbiamo pensare anche per la generazione più prossima a noi, che è quella che è più cara a tutti quanti, cioè il Recovery Fund. Io avrei finito.
Furio? Passo e chiudo. Eccomi, mi sentite? Tutto a posto? Pensavo di far intervenire l'assessore Zilli, perché so che ha dei problemi di orario e che tra poco dovrà lasciarci, perché secondo me Fulvio Mattioni ha messo davvero tanta carne sul fuoco e non ha neanche lesinato alcune così critiche nemmeno troppo velate ad una politica regionale che forse è stata, ecco, fino ad ora un po' miope. Tanto per aggiungere carne al fuoco, io aggiungo un dato che mi ha colpito. Ieri sfogliavo il rapporto Migrantes e ho scoperto con amara sorpresa che la percentuale di iscritti all'AIRE del Friuli Venezia Giulia è uguale a quella della Sicilia, cioè significa che dal punto di vista dell'impatto sulla popolazione abbiamo il 15, rotti per cento di persone iscritte all'AIRE e una fuga verso l'estero che ovviamente continua dei nostri, soprattutto dei nostri giovani. In più diventiamo sempre più meno attrattivi, vedo la difficoltà anche delle imprese nel reclutare personale qualificato, no? E quindi la migrazione delle aziende a cercare personale in giro per l'Italia e poi però non c'è, come dire, cioè la nostra politica non è molto attenta a questi tipi di fenomeni, se pone dei paletti come la residenza da 5 anni per avere determinati vantaggi nel risiedere in Friuli Venezia Giulia, quindi anche sulla capacità di attrazione della forza lavoro qualificata, magari io qualche dubbio ce l'ho. E quindi, Assessore Zilli, che ci dice lei, quali sono le sue considerazioni? E la Giunta ha cominciato a lavorare su un piano di ripartenza per il Friuli Venezia Giulia. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'occasione di confronto. Vi ringrazio anche per permettermi di intervenire in questo momento, ma ho un imprevisto che mi costringe ad allontanarmi anzitempo. Credo che le analisi che ha fatto Fulvio Mattioli siano analisi che possono essere ritenute oggettive per quanto riguarda i dati. Mi permetterete se non sono d'accordo né con la chiosa che ha fatto adesso Elena Del Giudice dicendo che la politica regionale è miope e credo che i risultati del nostro lavoro siano sotto gli occhi di tutti, ma avrò cura di spiegarli a chi evidentemente non li ha ancora visti o non li vuole vedere. E d'altro canto credo anche che sia necessario fare delle puntualizzazioni in ordine alle osservazioni costruttive che sono state offerte dal relatore. Noi abbiamo vissuto, come il resto d'Italia, un momento difficilissimo. E lo stiamo rivivendo ancora con la drammaticità che non c'era propria a febbraio, ma che oggi è diventata una drammaticità devastante in considerazione del fatto che la recrudescenza del virus, che era così ventilata, possibile, prospettata per l'autunno, ha trovato comunque impreparato il sistema paese, se non l'intera Europa. E il rischio di tensioni sociali che vediamo continuamente nelle nostre piazze, che vediamo anche sulle piazze virtuali come i social, effettivamente esprimono un grande disappunto da parte della comunità dei nostri cittadini e questo porta molto spesso poi ad avvitare i ragionamenti andando a creare dei responsabili e a cercarli e a volerli trovare a tutti i costi. Io credo che l'impegno di tutti sia massimo per cercare di dare delle risposte sull'emergenza e anche per la fase successiva della ripartenza da parte di chi ha temporaneamente ruoli di responsabilità amministrativa e penso ai tanti sindaci che hanno rischiato la propria salute, che la rischiano ancora per continuare a fare il loro lavoro, per stare in mezzo alla gente, per dare risposte. E poi penso ovviamente anche a chi ha responsabilità come noi, come il Presidente e la Giunta Fedriga, e a livello governativo ed europeo. Certo è che davanti ad una situazione di profonda incertezza, sia sanitaria che economica, le risposte che si possono trovare non riescono a soddisfare tutti. Perché è vero che un vaccino non è stato trovato ancora a livello sanitario e tantomeno c'è un vaccino a livello economico.
ci stiamo confrontando da tanto tempo ormai sugli strumenti che possono essere messi in campo dall'Unione Europea, che ricordo inizialmente aveva bollato il coronavirus come un problema italiano, ma che oggi va a parlare di lockdown europeo, perché il problema ce l'hanno la Francia e la Germania in forma incisiva e molto importante. Bene, io credo che in questi mesi si sia parlato tanto di strumenti, di ausili, di possibilità, parlando di MES, come è stato ricordato, del Recovery Plan, del React-EU, del PNRR, di tutte queste importanti iniziative, importanti strumenti, ma che ad oggi di questi strumenti non abbiamo visto in campo alcunché. E questo è drammatico. È drammatico perché i nostri cittadini, le nostre aziende, le nostre imprese hanno bisogno adesso e subito, non soltanto di affrontare questa seconda ondata con delle risposte che siano immediate, ma anche e soprattutto, io dico, di poter programmare una ripartenza, perché prima o poi da qui usciremo. E vedremo come, ma ne usciremo. E credo che come sempre, ma non lo dice Barbara Zilli, lo dicono economisti di caratura internazionale, se il mondo continuerà a girare e quindi l'economia riprenderà, si salverà chi ha saputo essere terreno fertile nel momento della crisi e della difficoltà, quindi chi ha saputo reinventarsi, rendersi competitivo o migliorare i propri skill. Allora il compito della politica, e io credo che la politica siamo tutti noi, il compito della politica sia quello di individuare delle scelte, che sono scelte che riescono ad avere una presa maggiore nella comunità se sono condivise. Questo è il lavoro che noi abbiamo impostato dal primo minuto come giunta regionale nel rapporto con gli enti locali, ed è lo stesso metodo che stiamo costruendo oggi con gli enti locali. Prova ne sia che proprio ieri abbiamo fatto una riunione con i rappresentanti in seno al CAL per cercare di dare risposte su queste grandi proposte di investimento che ci arrivano dall'Europa attraverso lo Stato italiano. Va detto che negli ultimi 20 anni il PIL italiano e non il PIL di Regione Friuli Venezia Giulia, che ha una grande vocazione all'export, il PIL italiano non cresce di un punto percentuale, non cresce di una virgola. E credo che questo sia un elemento dal quale dobbiamo partire, se vogliamo essere responsabili e seri come siamo, nel dire che l'iniezione di risorse che prima o poi arriverà dal sistema Europa con il Recovery Fund dovrà stimolare la ripresa del PIL. Diversamente non avremmo fatto un buon lavoro. Se 210 miliardi è il valore che tra i vari strumenti è il valore delle risorse che spetterà al sistema Paese Italia, bene, io credo che dovremmo fin d'ora escludere misure che non hanno a che fare con la ripresa, escludere misure di carattere assistenzialistico e provare a ridisegnare il Paese. In questo senso è nota la mia posizione, ma è una posizione oggettiva che fa il paio con la posizione di tutte le regioni italiane. Fino alla settimana scorsa noi non abbiamo avuto un benché minimo coinvolgimento da parte del governo sulla stesura di questi piani per gli investimenti del Recovery Plan. E credo che questo sia uno strappo non irrilevante nei rapporti di leale collaborazione e di reciprocità che devono esserci tra governo centrale e regioni. Non devo ricordare a nessuno come il nord del paese insieme all'Emilia Romagna traini tutto il paese intero, e quindi credo che le scelte che il governo è chiamato a fare in termini di grandi opere debbano comunque essere scelte che devono essere condivise per la loro messa a terra. Questo è mancato ed è un dato grave, ma è mancato fino alla settimana scorsa. Quando abbiamo avuto modo di avere un colloquio come Conferenza delle Regioni con il Ministro allo sviluppo e alle politiche europee, il quale ha finalmente, il Ministro Amendola, dato delle aperture.
Prima a che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito alle iniziative che le abbiamo lette sui giornali, come tutti voi, le iniziative che sta preparando il governo Conte, che per servirsi di strumenti che possano essere utili per il territorio, secondo queste grandi opere che appunto stanno predisponendo, si sono interfacciati soltanto con le autorità portuali, con ANAS, con Ferrovie dello Stato, non con i governatori delle regioni, non con i sindaci, non con i soggetti operativi sui territori. E allora, se questo è mancato in una prima fase, confidiamo che l'apertura che il ministro Amendola ha dato agli assessori e ai governatori presenti la settimana scorsa sia un'apertura reale e vera, perché anche se le scelte spetteranno al governo centrale quando si parla di grandi opere, è evidente che l'impatto sui territori, anche per favorire tutto quell'indotto di opere complementari, richiede una collaborazione. Quella collaborazione che noi abbiamo evocato e che abbiamo messo in campo nella relazione virtuosa con i nostri enti locali, partendo da un lavoro che è nato ancora un po' di tempo fa. Ovviamente quando abbiamo iniziato a parlare di recovery fund noi non volevamo rimanere così inerti e fermi alle necessità, ma vogliamo essere parte attiva, anche se non richiesta, come vi ho detto fino alla settimana scorsa, nella relazione con il governo. Pertanto abbiamo prima di tutto fatto fare alle direzioni coinvolte, che sono la quasi totalità della regione, sotto la regia del segretariato generale e per quanto riguarda quella politica il mio collegamento, abbiamo recuperato tutte le progettualità possibili che possono essere messe in campo in tempi brevi, perché la cantierabilità immediata è uno dei presupposti per poter accedere a questi importanti fondi, e le direzioni si sono confrontate e rapportate con gli enti locali. A questo, dopo l'invito del ministro Amendola, abbiamo aggiunto questo nuovo elemento, che è appunto la collaborazione che abbiamo messo in campo con gli enti locali anche di carattere politico, per cercare di offrire delle proposte strategiche che siano sì di elevato impatto, che tengano conto delle diversità territoriali all'interno della nostra regione, che quindi possano come dire, sintetizzarsi in proposte che vedano un equilibrio dei progetti tra territori, non soltanto un'area a discapito di un'altra della nostra regione. E in questo senso non stiamo affatto a guardare, come potrei aver capito male io, e sono sicura di aver capito male io nelle parole di Mattioli, non stiamo a guardare quando presentiamo una nota di aggiornamento al DEF come quella di giugno. Siamo stati attenti e prudenti perché al tempo non si sapeva che cosa sarebbe accaduto dopo la prima ondata di febbraio-marzo, e mettere in campo delle strategie per la seconda parte dell'anno che non tenessero conto del crollo delle entrate, del fatto che a quella data lo Stato non aveva aperto minimamente a Regione Friuli Venezia Giulia la possibilità di riconoscere un ristoro per il minor gettito, del fatto che ancora oggi non sappiamo se potremo rivedere i patti finanziari di questa regione, impegno che si è assunto lo Stato a febbraio, che avrebbe dovuto rivedere entro il 30 settembre, ma ad oggi, comprendo le difficoltà, nemmeno un tavolo è stato attivato da questo punto di vista. Quindi noi invece di raccontare, di scrivere un libro dei sogni o di scrivere una nota di aggiornamento che in qualche modo, chiedo scusa, un DEF che in qualche modo fosse in continuità con quello precedente, si riducesse ad un mero esercizio di stile, abbiamo preferito attendere, ed infatti raccoglierò ben volentieri le sue e le critiche di chiunque vorrà farle quando presenteremo la nota di aggiornamento, perché allora sì avremo uno scenario di questa annualità, di come sono cambiate le cose, di quali sono le prospettive e soprattutto di quali sono le risposte che lo Stato e l'Europa dovrà dare ai territori, anche al nostro, non soltanto agli altri, ma a tutti i territori. E quindi vedete la possibilità che noi abbiamo oggi è una possibilità epocale e storica, perché
abbiamo prima di tutto la coda dell'attuale programmazione europea 14 e 20, dove viene inserito il REACT-EU, con delle risorse importanti che però devono essere impegnate per il 70% entro il 2022 e i pagamenti devono essere fatti entro il 2023. In più si aggiunge il PNRR che appunto sempre entro il 2023 dovrà vedere gli impegni completati e i pagamenti nel 26, e poi a questi si aggiungono le risorse e le prospettive che arrivano dalla futura programmazione europea, che è quella 21-27. Quindi potenzialmente, diciamo così, le risorse per poter rinnovare, uso questo termine prudente, la nostra regione arriveranno per poterla cambiare, migliorare in tutti i modi dal punto di vista delle opere infrastrutturali, strategiche. Penso agli ospedali, penso alle scuole, penso alle opere viarie, penso al porto di Trieste, penso a tutto il grande lavoro che si può fare anche per il rilancio turistico che viene messo di solito come un elemento marginale, ma che credo abbiamo dimostrato in quest'anno come ci siano grandi potenzialità, quindi per l'ammodernamento delle nostre strutture, di tutto quanto è possibile realizzare attingendo a questi fondi. È una sfida grande dove le risposte devono essere immediate, dove noi abbiamo tutto l'interesse e la voglia di collaborare con gli enti locali e con tutti i soggetti che hanno qualcosa da dire per migliorare e disegnare insieme il Friuli che vogliamo, il Friuli Venezia Giulia che vogliamo. Questo però richiede uno sforzo comune e richiede anche la semplificazione delle procedure, perché se i tempi che l'Europa ci dà sono questi, è chiaro che noi non possiamo pensare di attuare delle opere con la legge sugli appalti che c'è adesso. Non possiamo pensare di poter dare una boccata d'ossigeno a un sistema regione nella sua interezza se a quelle grandi opere dello Stato non affianchiamo delle opere complementari che possano creare quell'effetto leva a vantaggio di tutte le aziende e del lavoro della nostra regione. Quindi la sfida è molto alta, le professionalità non mancano, ma credo che nessuno sia all'altezza se appunto sa guardare oltre il proprio naso di queste sfide, perché stiamo parlando di una occasione unica con una situazione economica e sanitaria molto incerta per tutti, dove oggi non riusciamo a fare, dopo la recrudescenza del virus, previsioni sul PIL per l'ultimo trimestre che siano aderenti alla necessità, e abbiamo continuamente bisogni di attività che bussano alla porta dei comuni, della regione, di chiunque, delle associazioni di categoria per chiedere risposte. Non sappiamo neppure che cosa ci accadrà la prossima settimana, se ci sarà un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevederà ulteriori strette. La preoccupazione è tanta, ma c'è tutta la voglia da parte della Regione di confrontarsi e di continuare in questo percorso virtuoso. Chiudo e ringrazio per la disponibilità e per l'invito, dicendo che abbiamo licenziato ieri l'altro una manovra di assestamento che porta 215 milioni di euro a vantaggio della nostra regione. Sono risorse importanti, frutto di economie che questa regione ha saputo fare, di razionalizzazione di risorse, ma oggi siamo chiamati già a stendere il bilancio per il 2021 con l'incertezza di cui vi ho detto, con le minori entrate evidenti che appunto schiacciano la possibilità di fare investimenti per questa regione, ma soprattutto con un'incertezza che deve, se vogliamo dare un messaggio positivo, deve sapersi trasformare in necessità di rivedere le priorità anche dell'azione pubblica. Noi lo stiamo cercando di mettere in campo con tutto l'impegno che possiamo dedicare, e credo che i risultati anche in termini di contenimento della pandemia siano sotto gli occhi di tutti. La potenza di fuoco della nostra regione è ovviamente una potenza limitata rispetto a quello che può fare lo Stato, ma anche l'istituzione di questo fondo che
ha una dotazione di 18 milioni che abbiamo previsto ieri l'altro in Consiglio regionale con il voto unanime da parte del Consiglio, è una dimostrazione di come andremo ad integrare e laddove lo Stato non arriverà con le misure che ha previsto nell'ultimo provvedimento, andremo ad integrare perché siamo convinti che tutti abbiano diritto di poter andare avanti e nessuno deve essere lasciato indietro, ma soprattutto abbiamo stimolato e continueremo a farlo gli investimenti, perché chi oggi ha la lungimiranza anche di saper fare degli investimenti in innovazione, credo sarà capace di robustire la propria attività e garantire il lavoro anche per il futuro a chi invece non riesce a farlo in questo momento per ragioni legate alla fragilità propria aziendale o strutturale. Ecco, con molta come dire, preoccupazione per il futuro io vi offro queste riflessioni per il vostro dibattito e vi ringrazio per le critiche che vorrete sottoporre alla nostra attenzione, ma vi prego non dite che la politica regionale è stata miope, perché sareste ingenerosi nei confronti dei cittadini di questa regione. Grazie. Pronto? Vi dicevo che c'era questa provocazione di Mattioni che mi pareva interessante, riguardava la possibilità che il Friuli Venezia Giulia restituisse la competenza della sanità allo Stato se lo Stato ritenesse di non accettare il MES. Secondo lei può essere una strada? Beh, guardi, di fatto ci siamo trovati in una situazione di grande difficoltà nella gestione dell'emergenza, tant'è che nessuna regione italiana e tantomeno la nostra regione hanno visto ancora rimborsate tutte le spese sostenute fino a maggio per l'emergenza coronavirus. Quindi aggiungiamo anche le successive, comprende che la difficoltà è evidente. È una provocazione, io continuo a raccoglierla così, arriva da più parti, però io credo che gli standard che noi oggi possiamo garantire ai cittadini della nostra regione per le cure siano il frutto di una autonomia piena, dell'autonomia che abbiamo in termine sanitario dal 97 in poi. Ci sono tante storture, tante difficoltà, tante necessità, come abbiamo ricordato la spesa sanitaria ingessa per 2/3 il bilancio della regione e in questo momento lo fa ancora di più, visto che dallo Stato non arrivano i rimborsi per spese che sono ovviamente legate al coronavirus e dipendenti dall'emergenza stessa. Ma io sono una sostenitrice dell'autonomia, sono una sostenitrice del principio di sussidiarietà, per cui credo che il controllo da parte dei cittadini, ma anche di chi è deputato alle scelte amministrative, se è più vicino al cittadino è più efficace. E quindi sono convinta che seppur con la necessità di integrazioni che stentano ad arrivare da parte dello Stato o con la necessità di rivedere un po', questa può essere l'occasione, i termini di questa autonomia in termini di sanità debba rimanere. Poi altri hanno altre posizioni, io le rispetto, ma l'autonomia dei territori si fa soprattutto sulle risposte ai bisogni essenziali che i nostri cittadini rivendicano e quindi la sanità è il teatro principale. È vero, costa molto ed è vero, abbiamo continuamente la necessità di integrare e di stare sui piani nazionali per tutta una serie di situazioni. Ci sono molti elementi che possono essere migliorati per quanto riguarda i LEA, penso a questo, no? I livelli essenziali di assistenza. È un percorso molto lungo, è un percorso che richiede l'impegno di tutti, ma non credo che per questo dobbiamo sacrificare la nostra autonomia su questo aspetto. Grazie. Io darei la parola al Presidente. Chiedo scusa, io mi scuso, ma vi saluto a questo punto e vi auguro buona prosecuzione dei lavori. Grazie, arrivederci. Dicevo che questo poteva essere il momento, ecco, dell'intervento
di Dorino Favot, che non vedo, eccolo qua, di Dorino Favot. Ecco, in qualità di presidente dell'ANCE, quindi porta le istanze dei comuni, ecco, qual è la sua visione intanto della situazione, se ci sono particolari proposte o richieste che voi come comuni volete avanzare. Sì, grazie. Un buongiorno a tutti, anche da parte mia. Innanzitutto consentitemi un ringraziamento per l'invito da parte del Circolo Culturale La Tribuna, che ringrazio tantissimo. Credo che oggi sia una importante occasione per fare appunto delle riflessioni su quello che può essere il punto di svolta rispetto a una crisi che stiamo vivendo, una crisi prima di tutto, ahimè, sanitaria, ma che si ripercuote poi su tutto quello che è la tenuta del sistema socio-economico. Innanzitutto vorrei sottolineare un passaggio fondamentale come ANCI Friuli Venezia Giulia, e che è il seguente. Prima di tutto che abbiamo sempre chiesto e ottenuto alla Regione di poter collaborare nella predisposizione, nella implementazione di tutto quello che può essere un'ottica di programmazione rispetto alla progettazione europea. Mi ricordo che in quest'estate abbiamo partecipato alla sessione europea del Consiglio regionale e in quella sede abbiamo così sottolineato alcuni passaggi che sono fondamentali a nostro avviso per far sì che la progettazione europea e tutto ciò che è un investimento che si vuole fare possa avere una ricaduta che sia importante su tutto il territorio della nostra regione. Quindi quello su cui noi vogliamo prima di tutto sottolineare sia a livello di progettazione europea 2021-27, ma anche con il discorso del Recovery Fund, è proprio quello di poter avere un'ottica di sviluppo. Allora, a questo proposito sono già 4 anni che si svolge, penso lo saprete, insomma comunque si svolge la Summer School, che è una sessione diciamo estiva nella quale più amministratori si incontrano e possono approfondire proprio quelli che sono i temi della progettazione e programmazione europea. Questo perché lo facciamo? Prima di tutto perché non sempre è facile trovare delle competenze a livello dei singoli comuni rispetto a quello che è una capacità di poter, tra virgolette, aggredire quelle che sono le occasioni, le opportunità a livello europeo. Dall'altro anche è diventata una sorta di occasione, di fucina di idee da poter poi riprendere a livello di esecutivo ANCI e quindi riproporre poi a livello regionale. E infatti proprio recentemente è stato redatto questo documento, che è un documento in realtà ancora in fase diciamo embrionale, insomma in fase di partenza, dove appunto tutti questi amministratori locali, badate bene, parliamo di amministratori locali che nella maggior parte dei casi sono giovani, sono persone che hanno iniziato da poco un'esperienza amministrativa, che però hanno un'ottica, devo dire, di ampio respiro che ci fa veramente ben sperare. E appunto in questo documento sono state delineati alcuni passaggi che secondo me fanno un po' anche il paio con quello che è il piano nazionale di ripresa e di resilienza, che riguardano un po' i temi nazionali calati su quello che è l'aspetto però più regionale, e in particolare lo dico per macro punti che riguarda appunto l'ampliamento delle conoscenze e competenze in una regione che quindi è protesa all'apprendimento, quindi che riguarda sia l'aspetto della formazione ma l'aspetto anche dell'attrattività delle aziende. Poi l'altro punto è quello di un'economia regionale dinamica e sostenibile, quindi che sia capace di affrontare le sfide globali. Mi riferisco in modo particolare a quello che è la possibilità di incrementare diciamo, la competitività delle nostre imprese passando a un qualcosa di più diciamo, adatto alla realtà, che sia competitivo e che dia la possibilità alle nostre imprese di poter essere competitive a livello internazionale. E poi c'è tutto il passaggio
dell'inclusività delle persone, comprendendo anche tutto quello che è l'aspetto del recupero del recupero di zone urbane che sono, diciamo, in difficoltà, piuttosto che l'aspetto di quello che possono essere diciamo così, l'aspetto della ecologia dell'ambiente, quindi tutto ciò che riguarda le energie rinnovabili. Come dicevo prima, questo è un documento in realtà ancora di base iniziale, che è stato appunto sottoposto all'esame proprio mercoledì, l'altro giorno, in esecutivo ANCI, e che sul quale ci siamo dati in realtà pochi giorni di tempo per poter implementarlo e fare ulteriori proposte alla Regione, proprio per migliorare quella che è la progettazione in vista di questi fondi che arriveranno. Quindi ieri, come giustamente ha già ricordato l'assessore regionale, abbiamo partecipato a una prima tranche appunto di incontri con appunto l'assessore sia Zilli che Roberti, proprio per cominciare a mettere un po' il ferro in acqua, e anche in questo caso ci siamo dati dei tempi piuttosto stretti per poter implementare, diciamo così, le richieste. A questo punto però vorrei soffermarmi su alcuni aspetti che riterrei assolutamente di importanza fondamentale, che riguardano da un lato sia l'aspetto, diciamo così, procedurale di quello che è la progettazione europea, sia per quello che riguarda la parte più sostanziale di quello che potranno essere gli investimenti. Se mi riferisco alla parte più dei passaggi da poter, diciamo, porre in essere, devo registrare come presidente ANCI Friuli Venezia Giulia che fino ad oggi la difficoltà obiettiva che c'è stata a livello, parlo di Sistema Italia, nel poter approntare, proporre, gestire, portare a termine dei progetti di valenza europea è stato obiettivamente un qualcosa di difficile. Abbiamo fatto fatica a spendere questi soldi. Allora io mi stavo chiedendo, e mi viene sempre in mente quello che ho vissuto direttamente in prima persona per il mio comune, quello che è stato la difficoltà, ad esempio, nel gestire il PSR, il piano di sviluppo rurale, sul quale c'è stata un'interlocuzione importante con la regione, ma nello stesso tempo devo dire che la produzione di documenti, di carte, di tutto quello che serviva per poter convincere chi doveva valutare tutta questa cosa potesse andare a buon termine, vi devo dire che è stato un lavoro veramente eccezionale, difficile, pressante, che ha richiesto un sacco di tempo sia a livello, diciamo così, di amministratori che di funzionari, e del quale poi, per quanto riguarda la mia zona, ad oggi non sappiamo ancora se potrà essere accolto. E ancora di più faccio un'ulteriore critica sulla critica che è in generale, che ecco, un passaggio fondamentale a nostro avviso come ANCI è che tutta questa progettualità deve basarsi proprio su quella che è stata ben detta prima, quella collaborazione, interlocuzione che ci deve essere tra autonomie locali e regione. Perché questo lo dico? Sembra una cosa scontata, sembra una frase così generica dove siamo tutti contenti, ci vogliamo bene, ma non è così. E l'aspetto fondamentale di questa cosa è che non possiamo avere più il lusso di trovarci di fronte a degli obiettivi di carattere europeo calati sul nazionale e quindi sulla regione, che non hanno obiettivi impatti positivi sui nostri territori. Cioè, quindi quello che voglio dire io non è che possiamo metterci qua ad inventare delle cose strane perché non so se l'Unione Europea o chi per essa ci dice che dovete fare questo tipo di esperienza, di interlocuzione, dove magari siamo lì che stiamo a scervellarci su delle cose che poi non sappiamo neanche se hanno un effettivo impatto sui nostri territori.
Allora, quello che mi sento di dire oggi su quello che può essere il Recovery Fund, che obiettivamente è un'occasione, sono d'accordo anch'io che sia una grande occasione, un'occasione che dovrebbe portarci a una svolta da un momento di crisi, ma nello stesso tempo siamo un po' preoccupati per i tempi brevissimi che ci vengono dati. Anche prima è stato in qualche modo ricordato che rischiamo di avere dei tempi brevi. Giustamente l'economista dice: cerchiamo di non tirar fuori progetti vecchi dal cassetto che ormai non hanno più senso, giustamente dico io, ma nello stesso tempo dobbiamo anche cercare di trovare delle cose che siano utili, dei progetti che siano utili e che abbiano quella ricaduta che dicevo prima, che sia importantissimo. Allora, tanti dicono attenzione che il Recovery Fund ha anche una parte, giustamente, che è un indebitamento a lungo periodo, se non ricordo male, per cui ci troveremo come Stato e come Regione, insomma, indebitati da qui a non so quanti anni, e questo potrà essere un problema. Un problema perché magari già strutturalmente noi abbiamo un rapporto debito-PIL che insomma è molto importante, molto alto rispetto ad altri paesi. Ebbene, io in questa situazione mi sentirei di dire un'altra cosa, che forse più che soffermarci sul debito, dovremmo soffermarci su quella che deve essere invece la qualità degli investimenti che andiamo a fare, perché è chiaro che se io faccio degli investimenti che qualitativamente hanno una ricaduta e questa ricaduta in senso economico mi fa incrementare il PIL da qui in poi, è chiaro che quel debito che io vado a fare oggi è un debito che mi dà un ritorno più che favorevole per il mio territorio. Se invece mi limito a fare operazioni spot che magari hanno più il sapore del, chiamiamolo, consenso in generale, o cose tipo taglio di tasse, è chiaro che non si andrebbe da nessuna parte. Allora, io credo che, cercando di andare ancora più nello specifico, che alcuni passaggi fondamentali per quanto riguarda la nostra regione riguardino principalmente questi aspetti che adesso vi enuncerò. Allora, prima di tutto dovremmo cercare di valorizzare tutte le peculiarità della nostra regione. Abbiamo una regione che è variegata, quindi c'è l'aspetto, per esempio, delle aree turistiche, ma c'è anche l'aspetto, e qui mi rivolgo ad esempio al mio territorio, dove c'è una zona altamente industrializzata. Ad esempio, abbiamo delle zone dove c'è ad esempio ci sono aree dove c'è una grande ricerca, quindi c'è la possibilità di implementare ulteriormente, no? E questo è un passaggio. L'altro passaggio che secondo me è fondamentale è che tutto ciò che viene fatto come investimento deve rendere ancora più attrattiva la nostra regione, nel senso che prima giustamente con i dati demografici è stato detto che stiamo diventando una regione di anziani, no? Allora, però dobbiamo anche porci il perché stiamo diventando una regione di anziani. Forse il fuggi deriva dal fatto che non c'è attrattività sufficiente nel far restare, ad esempio, i cervelli, far restare chi ha una alta preparazione, via discorrendo. Allora forse l'aspetto che dovremmo proprio mettere in atto con questa progettazione è proprio quello di rendere attrattivo il nostro territorio e far sì anche che nello stesso tempo, e qui è più calato forse sulle realtà locali, ci sia una prospettazione tale per cui la qualità della vita si innalzi. Questo vuol dire fare in modo che gli investimenti che vengono fatti abbiano una ricaduta immediata su quella che è la qualità della vita. Quindi, tradotto in termini molto spiccioli, è offrire i più servizi possibili alla propria popolazione in modo tale che possa avere questa non solo attrattività, ma possa avere questo, diciamo, stimolo a restare nei territori, perché trova i servizi per l'infanzia, trova i servizi per la formazione, ci sono i trasporti fatti bene perché c'è l'intermodalità, piuttosto che abbiamo tutta una serie di altri servizi che tornano
utili per la miglior gestione della propria, della propria vita, sia da un punto di vista dei tempi di cura che dei tempi di lavoro. Allora, proprio per dare alcuni spot di suggerimenti che mi sento di dire oggi, io direi che sicuramente, e un po' è stato anticipato prima, l'aspetto delle infrastrutture dove ci sono obiettivamente dei colli di bottiglia vada sicuramente implementato, quindi come dicevo prima, rispetto all'intermodalità, o piuttosto dove ci sono dei colli di bottiglia per cui c'è un necessario intervento per avere una migliore fruibilità, assolutamente vanno fatti. L'altra cosa che mi sento di dire è che proprio per rendere, e mi ricollego a quello che ho detto inizialmente, per rendere più competitivo possibile quello che è il mondo e la rete delle nostre imprese, e sottolineo rete di imprese perché nella maggior parte facciamo riferimento a piccole e medie imprese del territorio, quindi che sono imprese che devono mettersi in rete ma nello stesso tempo devono guardare a migliorare quello che è il loro aspetto tecnologico, il loro aspetto della innovazione a 360 gradi. L'altra cosa poi è quella dei servizi to cure, quindi vuol dire a cominciare da agevolare tutto quello che possono essere gli investimenti dalla prima infanzia in poi, perché è chiaro che se una lavoratrice che ha figli piccoli non è in grado di trovare la possibilità di sistemare i propri figli per poter poi seguire il suo giusto percorso di carriera, è chiaro che creiamo una falla nel sistema. Ma lo stesso vale anche per le case di riposo, sono state giustamente accennate prima. Le case di riposo stanno diventando una necessità perché sappiamo benissimo che ci sono delle fasi della vita per cui fin tanto che una persona anziana comunque è in grado in qualche modo ed è sempre auspicabile di poter comunque continuare la propria esistenza al proprio domicilio, questo lo si fa benissimo ed è sempre diciamo così positivo sotto tutti i punti di vista, in primis per la persona ma anche per tutto il sistema che gira attorno. È chiaro che poi c'è il punto in cui serve anche avere delle strutture e dei servizi che supportino anche quell'altra fase della vita. Allora credo che anche in questo caso forse una riflessione su investimenti per questo aspetto ci possono stare benissimo in questo contesto. Un ultimo passaggio che ritengo fondamentale, leggendo un po' i dati economici, è questo. Spesso e volentieri si legge che in Italia c'è un rapporto tra spese per ricerca e sviluppo rispetto al PIL che è molto più basso rispetto agli altri stati. Allora io credo che potremmo puntare anche su questo aspetto. Abbiamo dei centri di eccellenza nella regione Friuli Venezia Giulia, quindi dobbiamo fare in modo che questi possano viaggiare ancora meglio e dare ulteriori possibilità di sviluppo. E l'altra cosa che mi sembra importantissima e che non siamo ancora riusciti a risolvere, un po' forse per le normative che abbiamo, un po' per il sistema che abbiamo in Italia, ed è quello della banda larga e del digitale. Anche questo è un fattore che ormai lo vediamo adesso nei collegamenti, nelle difficoltà che abbiamo, però è diventato veramente un fattore fondamentale. Oggigiorno io credo che molte aziende, soprattutto del manifatturiero, se non si presentano già bene dal punto di vista del proprio sito, del riuscire a saper commercializzare bene i propri prodotti, i propri servizi, eccetera, perché non c'è una banda, una rete internet che non tiene, è chiaro che anche qua stiamo perdendo dei pezzi per strada. Quindi l'auspicio è che ci sia attenzione su tutti questi aspetti, fermo restando che appunto noi come ANCI Friuli Venezia Giulia siamo
pronti e siamo qui per collaborare e per far sì che vengano messi in atto tutti gli strumenti possibili e immaginabili proprio per dare una svolta importante per la nostra regione che se lo merita. Grazie. Grazie a Dorino Favotti. Io mi consenta di farle una domanda. Lei accennava giustamente prima, anche rispondendo alle sollecitazioni di Fulvio, sul fatto che i tempi in cui queste risorse andranno spese o impegnate sono brevi. Quindi questo significa che per riuscire ad impegnarli rapidamente serve avere anche dei progetti, quindi bene le sue idee sulle priorità di investimento, eccetera. Ma se le chiedessi per il suo comune, lei ha già un'idea di come investendo alcune risorse il suo comune sarebbe in grado di migliorare l'attrattività rispetto alle imprese, di potenziare i servizi a favore dei lavoratori e delle lavoratrici? Cioè, ci sono dei progetti, avete dei progetti pronti nel cassetto da tirare fuori che siano immediatamente fruibili? Beh, sicuramente sì, però adesso non vorrei parlare del mio comune perché non sarebbe ingeneroso, però sicuramente un paio di aspetti che dicevo prima sono assolutamente adattabili alla mia situazione. Mi riferisco appunto ai servizi per la prima infanzia, ad esempio, piuttosto che l'implementazione della casa di riposo che abbiamo, quindi non vorrei adesso parlare delle situazioni mie, però sono dei dati effettivi, dei dati importantissimi. E l'altra cosa che invece riguarda più l'aspetto appunto produttivo è che, ed è successo negli anni, che più imprese hanno dovuto addirittura, soprattutto quelle più grosse, chiamare gli operatori che si occupano appunto di rete, quindi di digitale, di collegamenti internet, eccetera, hanno dovuto chiamare a sé queste ditte perché implementassero la rete e quindi potessero produrre quell'utenza che serviva per i motivi che dicevo prima. Allora, è un po' come dire, il comune, nel caso il mio comune, piuttosto che qualche ente sovraordinato, ha un po', tra virgolette, fallito, perché avremmo dovuto pensarci noi prima. Però qua non vorrei addentrarmi su discorsi che poi vanno troppo per le lunghe, però è obiettivo ed è vero che oggi come oggi in Italia abbiamo una situazione molto molto ingarbugliata, sia perché c'è tutto il groviglio degli operatori che ci sono in giro per l'Italia, sia perché ci sono delle situazioni di zone cosiddette nere, scusate se faccio questa digressione, dove c'è la completa copertura perché comunque sono zone che a livello di mercato vanno alla grande, ci sono le cosiddette zone bianche su cui c'è il fallimento di mercato e ci sono delle diciamo così, delle progettazioni che stanno diventando poi interventi veri e propri in cui viene estesa la banda, e poi ci sono delle zone grigie come la mia per esempio, dove in realtà c'è la rete, ma la rete arriva fino a dove ci sono le cosiddette cabine, ma non fino a domicilio oppure alla sede dell'azienda. Ed è questo stato il motivo per cui le più grosse aziende che si trovano nel mio territorio hanno chiamato gli operatori per dire: per piacere venite qua, vi paghiamo quello che dobbiamo, però dovete metterci una rete che funzioni e che abbia il giusto upload e download. Grazie. Chiamerei Thierry Snyder. Abbiamo qualche ospite che vuole intervenire, qualcuno che vuole porre domande, qualcuno che vuole fare riflessioni? Sì, posso dire qualcosa. Non sento. Aspetta che mi apro l'audio. Eccomi qua. Mi sentite? Sì. Allora, io devo dire che devo ringraziare il dottor Mattioni che ci ha aperto un po' gli occhi su una situazione che era già palpabile, ma vedere i numeri è altra cosa che avere solo la sensazione, diciamo. Vivendo anche in un territorio che è quello del Codro Alpese
e che rispetto a questi numeri è sicuramente anche peggio, quindi insomma una certa preoccupazione c'è. Le mie domande sono delle considerazioni in generale che volevo fare e prendo spunto dalla relazione e lei innesto sulla mia esperienza di vita, che è stata per 30 anni, gli ultimi 30 anni della vita, ho lavorato nel mondo finanziario a cavallo di questi confini, Austria Est, vicino Est italiano. C'è una cosa che diventa, che va superata, partendo dalla considerazione che la regione Friuli è per la metà, volge la schiena al mondo tedesco e al mondo slavo. Quindi il Friuli si trova ad essere, non invento niente, diciamo, dico delle banalità forse anche, è una cerniera, è un punto nevralgico dell'Europa, dello sviluppo dell'unità europea, il Friuli, perché qui arrivano, come ben capite, arriva il mare più vicino al centro Europa, arriva le 3 culture principali che sono la base dello sviluppo dell'Europa, le religioni, c'è tutto questo punto, un punto di frizione. Fino a 100 anni fa ci siamo presi a cannonate, per cui voglio dire, questi aspetti, diciamo, demografici, antropologici, non si superano facilmente e ci vuole molto tempo. Non è con una legge, con una agevolazione fiscale che si può risolvere questo problema. Questo problema si risolve facendo un lavoro di fondo molto lento, continuo, diciamo, nel cercare di aiutare tutti quelli che vivono su questi confini a superare i pregiudizi che ci sono da tutte le parti reciproci. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto, che è più propositivo, che secondo me, allora faccio una premessa, ho visto con molto interesse l'operazione del porto di Trieste col porto di Amburgo. È una cosa, diciamo, che mi ricordo che all'epoca dell'emanazione della legge sulle aree di confine di De Michelis, quello parlava dell'autostrada del mare che doveva venire da Tbilisi fino a Venezia, Trieste, qui nel nord Adriatico. C'è l'esagonale che si è persa per strada, c'è tutta una serie di iniziative che si sono perse probabilmente perché ci sono altri problemi più urgenti che sono proprio quelli dell'economia e delle difficoltà che stiamo vivendo sia sanitarie che economiche di conseguenza. Ma il lavoro, diciamo, il mio concetto propositivo sarebbe questo, quello di creare un'area di insediamento produttivo industriale è un abbozzo a cavallo di questi 3 confini con una fiscalità non agevolata, ma una fiscalità adeguata alle realtà, perché abbiamo questo grosso problema del differenziale fiscale, perché una delle conseguenze della deindustrializzazione del Friuli è anche questa. Abbiamo 25% in Austria e 24% in Slovenia, poi non parliamo dell'Ungheria e di tutto. Quindi creare un'area all'interno della quale ci possa essere l'accesso, lo sviluppo, diciamo, di un sistema produttivo che ne tragano vantaggio tutti gli attori di questo territorio. E questo qui è un progetto che potrebbe essere elaborato molto bene e all'Europa andrebbe benissimo, perché è un'attività di lobbying da fare tra la regione Friuli, la Carinzia e la Slovenia, diciamo. Questa è un po' la considerazione che faccio. Mi auguro che si vada a discutere. Prima di entrare nel dettaglio, è il cappello generale. È difficile unire sistemi che non dialogano tra di loro. I sistemi giuridici, austriaco, sloveno e italiano, non dialogano tra di loro. Io se dovevo ho tentato nella mia vita per 15 anni di fare un'operazione di leasing internazionale. Non è possibile, perché ci sarà sempre un avvocato di qualche paese che ti dice che nel mio paese questo qui non va bene. Quindi
Mi auspico, diciamo, che ci sia uno sforzo da parte della Regione, una sensibilità. Mi dispiace che non sia più l'assessore Zilli, che mi pare che si stia dando da fare con energia. Speriamo che abbia anche dei risultati. Ecco, questo è quanto mi ha destato la relazione del professor Mattioni. Grazie. Grazie. Fulvio, c'è qualcosa che volevi aggiungere? Mi senti? Mi sentite? Ti senti? vedo, sì, anche ti sento. Mi Sì. sentite? Sì, sì. 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 Adesso non ti Diciamo vediamo più. che Ma perché non ti io funziona adesso? lascerei alcuni interrogativi. Il primo è questo. No, è sparito. Consiglierei No, Mattioni connessione. di cambiare computer perché la Non banda sentite trasmessa niente? dal suo computer è troppo bassa. Adesso l'abbiamo rivisto. Mi sentite adesso? Adesso sì, meglio. Sì. Allora, alcune considerazioni in ordine sparso. Sembra quasi che sia colpa della UE il fatto che noi non riusciamo a fare progetti. Io dico questo, perché tutti gli altri paesi riescono a cogliere le opportunità e a introiettare più quattrini di quelli che pagano per stare nel club della UE e l'Italia no? Il secondo è questo. Non è che questo accade perché non siamo capaci di progettare, e non essere capaci di progettare non è solo un fatto tecnico, il punto vero è che manca un'idea, la propria identità e un progetto sul futuro. Se tu non hai idea di qual è i tuoi fabbisogni, non sei. Fulvio è Vedo che cascato. abbiamo qualche difficoltà, adesso vediamo un attimo di riattivare la linea. Sì, dicevo intanto che così occupiamo il tempo. E l'altro giorno mi è capitato di moderare un convegno con Giannini e la Chiara Mio, dove è emersa questa cosa della capacità di immaginare il futuro, che non dico che è una disciplina, ma esiste, diciamo, si sta affermando questa figura un po' del futurologo, che è colui appunto che è in grado di, come dire, di iniziare a proiettare il futuro, a immaginare dei futuri possibili, perché sulla base appunto di questa capacità di immaginare il futuro si possono poi elaborare i progetti. È chiaro che se tu non sai, non riesci a immaginare che cosa potrà accadere, difficilmente sarai in grado anche di formulare progetti. Ti ho occupato lo spazio vuoto, Fulvio. Ci sei? Ci sono, anche se... Mi sentite adesso? Sì. Stavo dicendo questo. Se non, il tema credo vero è che non siamo in grado di progettare, sia come Italia e come Friuli Venezia Giulia. Facevo il caso di questi 557 progetti presentati dalla burocrazia, cioè dei ministeri dei vari ministeri italiani. Ho fatto un calcolo sui tempi, diciamo almeno la metà di questi erano fuori tempo massimo, quindi non erano accettabili, sarebbero stati scartati. Dall'altra parte credo che non dessero nemmeno un occupato e quindi questo mi preoccupa molto. E io per questo chiedevo alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un qualcosa di più, visto che in passato siamo stati in grado di farlo, no? Siamo stati in grado di, parlo del terremoto vero, quello del 76, di fare una lista dei danni, non solo quelli fisici subiti, ma quello che avremmo subito nel corso del tempo, cioè i danni di processo cosiddetti. Abbiamo messo una strategia, siamo andati avanti chiedendo la collaborazione dello Stato che c'è stata. E io a questo punto, dai discorsi che faceva l'assessore, rimango un po' preoccupato perché viene fuori un'idea di regione autonoma completamente dipendente dallo Stato, che mi sembra strida un pochino. L'autonomia non vuol dire aspettare ordini e risorse da Roma.
altrimenti che ce ne facciamo di un'autonomia di questo tipo? E quindi io insisto sul fatto che si deve produrre la propria lista, la propria strategia e quindi la propria lista di interventi necessari ai fabbisogni di questa regione, perché lo Stato non può avere un'idea, come dire così, che può avere soltanto una regione, e poi gli enti locali, quindi i comuni e gli altri. Questi hanno un'idea dei fabbisogni, no? Del proprio territorio. Se pensate alla sanità, per esempio, la sanità è molto diversa sul territorio nazionale, ma lo stesso vale anche per la manifattura, vale per l'agricoltura, vale per il turismo. Quindi ogni regione in realtà dovrebbe farsi carico di produrre un proprio piano regionale di ripartenza e resilienza, tanto più se sei una regione a statuto speciale. Anche perché conosci il territorio, conosci le esigenze. Un'ultima, e concludo. Prima si diceva, una parte di questi quattrini, se riusciamo ad accapararceli, quelli comunitari, andrà a debito. Ma è sicuro questo? Ma la scommessa qual è sostanzialmente? Quella del dire mi indebito adesso per rilanciare l'economia. Il problema del debito è che il debito in realtà è un rapporto, non è un valore assoluto. E noi stiamo attenti all'indice, no? Siamo al 158% di debito sul PIL, ma in realtà se noi riuscissimo a far crescere più velocemente l'economia rispetto al debito, e da qui la qualità del debito che andiamo a costruire, insomma la scommessa è questa, non può essere diversamente, perché altrimenti saremmo, come dire, dovremmo pensare che l'economia riprende da sola senza avere ulteriori stimoli. E quindi noi dobbiamo giocare su questa scommessa sul futuro, una scommessa però positiva. Positiva vuol dire pensando a uno sviluppo di 15 anni, almeno di 5, 10, 15 anni, non a mangiarci tutte le risorse nel giro di un anno o due con ristori vari. E credo che questa è la scommessa, è un rischio, ma è un rischio che dobbiamo correre, altrimenti che cosa c'è? C'è che i dati sul PIL usciti ieri, mi pare, ci dicono che sì, è cresciuto del 16% nel terzo trimestre sul secondo trimestre del 2020, il nostro PIL italiano, ma se noi andiamo a vedere il terzo trimestre di quest'anno sul terzo trimestre dell'anno scorso, siamo sotto ancora del 4,7%. Diciamo che l'aspettativa del governo di un PIL che cala nel 2020 attorno al 9% è ancora credibile. Vedremo il quarto trimestre e qui l'impatto del Covid non sarà indifferente, ovviamente. Però che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che se ci sarà un Covid anche nel quarto trimestre, il prossimo anno non sarà particolarmente felice, perché poi si scarica, diciamo, tutto rallenta. Difatti la previsione per il 2021 è un po' più infausta rispetto a quella precedente, cioè è di crescita sì, ma di una crescita molto ridotta. Quindi, e concludo, e noi non possiamo esimerci da questa scommessa data dai quattrini comunitari e non possiamo accampare scuse, dobbiamo produrre un piano di rilancio e una strategia credibili, fatti sulle nostre, disegnati opportunamente sulle nostre necessità. E qui mi rivolgo ancora una volta alla Regione. Al lavoro, al lavoro, al lavoro. Sulle nostre necessità e anche puntando magari su quelli che sono i nostri punti di forza, no? Quindi le qualità che possiede il nostro tessuto imprenditoriale, ma anche il nostro territorio. E vedo che c'è una richiesta di intervento. Siccome io sono Cisba, il nome non lo vedo. Antonio Ferraioli? Se c'è. C'è? No, forse magari ho visto la... Ah, eccolo. Buongiorno, sono però stoppato col video dall'host, quindi devo parlare da schermo vuoto. No, alcuni punti sulle sollecitazioni del dottor Mattioni. Io ricordo che anni fa, io sono di Codroipo, e ricordo che anni fa Codroipo era la macchietta bianca in un territorio
nero, cioè nel senso che Codroipo era l'unico comune del territorio della regione, che uno dei tanti comuni, che non poteva partecipare ai fondi comunitari perché i parametri socio-economici erano troppo elevati rispetto agli altri. Quindi Codroipo ha potuto cominciare ad avere fondi europei soltanto un po' di anni dopo, quando la zonizzazione è stata superata e quindi in questo caso sembra quasi che ci sia la stessa cosa, però al contrario su Trieste, cioè che Trieste abbia ricevuto numerosi e vari contributi, mentre tutto il resto della regione non l'abbia fatto. Allora, probabilmente bisognerà anche intervenire in questo senso, cioè cercare di valorizzare, privilegiare investimenti o i fondi che vanno sulla provincia di Udine piuttosto che vadano sempre a cavallo di Trieste, perché questo altrimenti continuerà a portare avanti questo gap. L'altra cosa sicuramente è che bisogna intervenire sulle infrastrutture, ma non soltanto. Io direi che le infrastrutture sono uno degli elementi che dovrebbero far parte di una pianificazione del territorio. Però ritengo che questa pianificazione non possa essere soltanto l'appannaggio della regione o dei funzionari della regione. Sia la necessità di parlare con gli stakeholder del territorio. Dico questo un po' perché sono parte in causa, essendo presidente di Codroipo CE, che è l'associazione delle partite IVA di Codroipo del Medio Friuli. Ma ritengo che se non vengono considerati gli apporti di tutti quanti, ci sarà sempre una visione un po' parziale, perché il funzionario di Trieste vede le sue cose da questo specchio, da questa finestra triestina, così come di Udine e via dicendo. Allora, ragionare sul territorio, e mi piace anche l'approccio che portava la dottoressa Del Giudice sull'analisi del futuro, cioè il futuro lo facciamo tutti quanti, ognuno porta il suo pezzettino, e quindi lavorare su questo è un compito che non possiamo né dare ai ministeri di Roma né agli assessori di Trieste, ma dobbiamo prenderci un pezzettino ciascuno, in maniera tale che poi il territorio cresca su quelle che sono le vocazioni, sulle linee che ha già portato avanti, su qualche cosa che possa nascere comunque dal basso, perché altrimenti ritengo che anche in un momento in cui ci fossero i soldi, le risorse, se vengono mal posti o comunque i bandi o le assegnazioni non sono interessanti, si rischia che in alcuni casi che non ci sia nessuno che partecipa perché non ci sono i soggetti che possono in qualche modo portare avanti questo tipo di proposte. Così come mi sento di criticare anche la Regione quando invece mette a bando un contributo del 20% degli affitti del mese di marzo per ristorare in qualche modo il problema dell'emergenza Covid. Va bene, interessante, però quando uno spende 10-15 mila euro di affitto all'anno, averne 400, 500 non è che cambia molto. Magari fa bello anche alla Regione dire che è stato fatto questo tipo di interventi, ma forse è meglio spenderli in maniera diversa. Probabilmente, non so, un'azione di marketing territoriale che non sia soltanto legato al turismo, che sia legato anche a tutta una serie di altre cose. Non so, io penso sempre che gli imprenditori si spostano se ci sono anche interessanti opportunità, non so, vicinanza all'autostrada, banda larga e quant'altro. Però ci deve essere anche in qualche modo, anche da parte dei comuni banalmente, questa azione di far conoscere le proprie cose, perché le proprie risorse, altrimenti continuiamo ad avere un approccio top down che non sempre è il migliore, insomma, o comunque deve essere temperato anche da quello bottom up. Grazie. Grazie. Bene, io direi che potremmo anche salutarci. Che dite? Sì, ecco, io volevo introdurmi un momentino, se era possibile. Mi sentite, no? Sì, allora dite, Sì. carne al fuoco, e ce n'è stata tanta oggi, idee, ce ne sono state lanciate altrettante tante, proposte, e anche evidenziate altrettante difficoltà ad aderire a queste risorse per una mancanza di dialogo costruttivo tra i territori e il governo, no? Da quello che si è potuto capire dall'assessore e dai vari interventi. E quindi mi sento di dire che
Il problema dell'Italia sono sempre quelli, i problemi atavici, sono quelli legati alla semplificazione burocratica, allo snellimento delle procedure, per far sì di essere competitivi e pronti a questa opportunità che ritengo che sia irripetibile per la nostra realtà economica. E chiudo qui, ringraziando tutti gli ospiti che sono intervenuti oggi, dall'assessore con delega alle finanze della Regione Friuli-Venezia Giulia Barbara Zilli, Dorino Favreau, presidente dell'ANCI, Fulvio Mattioni, nostro economista di riferimento. Ringrazio per la moderazione della giornata Elena Del Giudice del Messaggero Veneto. E niente, ci vediamo al prossimo appuntamento con la tribuna, che speriamo di poterlo fare vita che sicuramente è più efficace e meno complicato di questi collegamenti, ma anche oggi diciamo che abbiamo un grazie a tutti. Se permettete solo un attimo una piccola nota. Questa giornata è stata registrata, questo intervento è stato intervato su Facebook, sarà possibile trovare l'intero intervento sia nel profilo Facebook di Rilancia Friuli, sia nel suo sito rilanciafriuli.it, ed eventualmente in seguito forniremo anche sul sito l'intera presentazione di Fulvio Mattioni. Scusi, ridò la parola a Thierry Schneider. Va bene, possiamo chiudere qua il collegamento e ringrazio tutti nuovamente, tutti quelli che sono intervenuti oggi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.